Era una delle signore che appunto chiedeva soccorso perché vedeva, era intrappolata nel bagno e non riusciva ad uscire. Sono morte intrappolate dalle sbarre alle finestre delle stanze dove si erano rifugiate nel vano tentativo di scappare alle fiamme. Una fine orribile per Franca Fava, 58 anni, e Fiorella Sandra, 74, morte carbonizzate al piano terra di questa abitazione di via Feltrina Paese. Le fiamme si sono sviluppate intorno all'1 della scorsa notte e hanno avuto facile presa sulla grande quantità di materiale vario accumulato all'esterno dell'abitazione da Sergio Miglioranza, 69 anni, marito di Franca, pensionato con una forte propensione all'accumulo di oggetti della più varia natura, ora ricoverato all'ospedale con un principio di intossicazione per la grande quantità di fumo inalato. Violento l'incendio che ne è divampato e che ha messo a dura prova il lavoro dei pompieri giunti subito sul posto da Treviso, Asolo e Mestre. Una violenza particolarmente elevata nello svilupparsi e nel propagarsi. C'erano anche delle bombole di gas, quindi di GPL, disseminate un po' dappertutto nel giardino e che hanno ulteriormente incrementato sia la pericolosità di intervento per noi e sia la violenza dell'incendio. Solo nella tarda mattinata i pompieri hanno identificato tra le macerie i corpi delle due donne. Hanno avuto difficoltà ad uscire dalla porta che era interessata direttamente dalle fiamme, si sono barricate verso la parte opposta all'uscita e sono rimaste intrappolate all'interno perché poi le finestre avevano delle inferriate e non potevano uscire, né tantomeno noi abbiamo avuto modo di portare soccorso. Sul posto con i carabinieri il pubblico ministero Anna Andreatta, titolare dell'inchiesta aperta dalla Procura di Treviso per stabilire le cause della tragedia. Nel pomeriggio si è svolto anche un primo interrogatorio di Sergio Miglioranza, unico sopravvissuto nel rogo della sua casa, trovato in stato confusionale dai primi soccorritori. La persona sopravvissuta era all'esterno perché lui sembrerebbe fosse al piano superiore e quindi ha avuto modo di uscire da una scala esterna. Il fuoco è partito dall'esterno comunque. È una delle ipotesi più plausibili, però è in fase di approfondimento anche questo. Voi non avete trovato acceleranti, non avete trovato nulla? No, non abbiamo ancora indagato in maniera approfondita, però così sommariamente a vista sembrerebbe di no.